Buongiorno a tutti, Fiorello Terzariò, il tecnico del Condifesa di Treviso, Vicenza e Belluno. Oggi parliamo del decreto di lotta obbligatoria emesso dalla Regione del Veneto alla flavescenza dorata della vite. In pratica siamo un po' un copia e incolla di quello che sono gli altri anni, solo che siamo entrati un po' più a gamba tesa, diciamo, su quelle che sono le necessità di vari interventi che si devono attuare per ottemperare quello che è appunto questo decreto. Il decreto lotta obbligatoria 2023 è il numero 47 del 26 maggio 2023, con una piccola rettifica del 29 maggio e diventa anche un decreto di lotta obbligatoria numero 48, una piccola rettifica più che altro formale. Diciamo che invece il succo del discorso riportato appunto da questo decreto parla ancora di 2 trattamenti obbligatori per il convenzionale e 3 per quelli biologici, però questa volta la Regione ha individuato 2 aree e le 2 aree comportano quello che è una zona cosiddetta infestata, che è quella più pericolosa anche perché è più presente nei vigneti e quant'altro, e un'area un po' più marginale che è quella cosiddetta cuscinetto. Allora, nell'area convenzionale dobbiamo ricordarci una cosa: lì sono obbligatori 2 trattamenti insetticidi da effettuarsi contro le forme giovanili dell'insetto, parliamo naturalmente dello Scaphoideus titanus, e di 3 trattamenti insetticidi per le aziende a conduzione biologica, con il solito piretro e quant'altro, a 7-10 giorni di distanza l'uno dall'altro. Comunque le date per gli interventi saranno emanate dalla Regione del Veneto e tutti sono tenuti ad ottemperare queste date. All'interno di quelle date si possono e si devono fare i trattamenti insetticidi che vengono dettati appunto dalla Regione. Lo stesso per quello che riguarda i 3, ovviamente per il biologico. Per quello che riguarda invece l'area cuscinetto, lì il trattamento diventa solo un obbligatorio insetticida e per il convenzionale e 2 trattamenti obbligatori per le aziende a conduzione biologica. Ecco, quindi dobbiamo stare molto attenti a questi. Ulteriori parametri, indicazioni e punti rilevati da parte della Regione in questo decreto parla ovviamente dell'obbligo di estirpo delle piante sintomatiche. Non possiamo far finta di niente. Diventa assolutamente necessario fare questo intervento. Piangerà il cuore, però questa è la modalità per cui dovremo ottemperare tutti quanti per cercare di far fronte a questa malattia. Poi ci sono altri punti che sono sviluppati, eccetera, però questo vi rimando magari al nostro sito di Condifesa TVB, il quale naturalmente potete leggere con attenzione e anche con un po' di calma quelli che sono tutti i punti dettati dalla Regione in questo decreto di lotta obbligatoria. Approfitto anche per parlare un attimino di una proiezione che può interessare tutti, la proiezione della vendemmia 2023. Abbiamo a che fare già con questa fioritura che si sta presentando adesso, in questo momento, che però ricordiamo ha un ritardo di 7-8 giorni rispetto all'annata 2022. Quindi questo comporterà il fatto di intervenire con la vendemmia, con la prima raccolta, attorno alla fine di agosto per il pino grigio e verso la seconda decada di settembre per il prosecco, la glera atta a divenire prosecco. Questo è quello che ci tenevo a dire, so che è una curiosità questa ultima, però io vi riporto sempre e vi ricordo di fare molta attenzione agli interventi per quello che riguarda la flavescenza dorata della vite.